dai nonni. Nell'Ave Maria. Oggi vi presentiamo la ricetta delle olive passolute. Così si dice in siciliano. Il procedimento è un po' troppo lungo, quindi oggi facciamo la prima parte. Allora vi raccomando di seguire perché il risultato è buonissimo. Procurato delle olive e del sale. Mettete dell'acqua a bollire e salatela. Scaldate l'acqua. Bugli. Ecco. Bene, bene, ora possiamo versare le olive nell'acqua calda. Abbiamo messo le olive nell'acqua calda e adesso li scoliamo. Adesso dobbiamo mettere il sale e poi lo dobbiamo rimenare. Di sopra e dobbiamo aspettare un paio di giorni. Un carro si mette già. Ogni tanto ricordate di mescolarle e mettere altro sale. Se è necessario. Ci vediamo tra un paio di giorni per consare le olive. Buonasera cari amici. Buonasera. Buonasera. Siamo arrivati dopo una settimana alle olive consate perché le abbiamo messe sotto sale e ora è il punto giusto per metterle nel forno. Sono buonissime e un sciauro che fanno da meraviglia. L'abbiamo sciacquate dal sale e adesso abbiamo pronto l'origano, il peperoncino e l'aglio. È il momento di versarlo in questo carnovaccio per farli asciugare. Asciugati, li mettiamo nella teglia. Allora ora cominciamo! Ora cominciamo con l'origano. Giri, Celestina, giri. Ora prendiamo dei pezzettini di aglio. Mettiamo pezzettini di peperoncino. Senti Celestina, ma questo figlio San Perotti. Certo che sono Pippo Sanpelotti, si vede. Il sciauro che c'è! Ma lo fanno brusciolo! Ah, sì, uno mi facete assaggiare almeno! E come bruciano? Certo, questi sono tutti nostri! Va bene, va bene. Ora mettiamo un goccino d'olio. Oh. Siamo pronti per infornarle. Mi raccomando, non più di 10 minuti.
10 minuti. Ora li prendiamo e li mettiamo nelle boccettine. Allora Maria, io mi sono stancata. Riempine tu qualcuno. Va bene. Cille due a queste cacche si stanno mangiando. Sì, ora. Cille. Cille doppiato a Melina che non fa altro che vuole assaggiare. A mangiare bene. Avanti, ma c'è Ecco le olive conzate dai nonni L'Ave Maria. dell'Ave Maria. Ave Maria.